Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. La Presidente del Senato visita i luoghi colpiti dal maltempo, non si può più parlare di emergenze, ha detto lo Stato deve farsi carico del problema. I danni sono ingenti per la ricostruzione, occorrono fondi che non ci sono. Liverio scrive a Toninelli, intanto i cittadini lavorano per liberare le strade dai detriti e dal fango, molte le aziende in difficoltà. La giunta regionale nel pomeriggio ha deliberato la richiesta al governo dello stato di calamità naturale. La legge istitutiva dell'Università della Calabria compie 50 anni, intitolato a Beniamino Andreatta, primo rettore dell'Unical, il ponte sulla SS19. Un 56enne di Spezzano della Sila ha perso la vita nel pomeriggio sulla SS107 nei pressi di Celico, necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre l'uomo dalle lamiere. Straordinario concerto dell'artista brasiliano Toquinho che regala 2 ore di atmosfere brasiliane al numeroso pubblico accorso ad ascoltarlo a Catanzaro. In Serie B il Crotone sconfitto sul finire della gara a Palermo, in bilico la posizione del tecnico Stroppa. In Serie C il Rende sfortunato a Castellammare di Stabia, la Vibonese travolta dal Catania. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, lo avete sentito anche dai nostri titoli, la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati oggi alla Lamezia Terme per portare la vicinanza delle istituzioni alle popolazioni colpite dall'alluvione nei giorni scorsi e ai familiari delle vittime del maltempo. Basta parlare di emergenza, ha detto, è un termine che deve essere bandito dall'agenda sia politica che istituzionale, perché qui ormai, ha sottolineato, c'è un costante pericolo. Vediamo. La visita di Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato, è iniziata qui, dall'Ametino, dai luoghi della tragedia di 4 giorni fa, quando una mamma e i suoi 2 bambini sono stati travolti e uccisi da un fiume di fango e acqua. I soccorritori spiegano alla Presidente Casellati cosa accadde quel maledetto giovedì sera. Presi i figli, tentava di raggiungere casa e poi è successo che probabilmente nella discesa si è vista arrivare un fiume. La Presidente del Senato durante la visita ha incontrato anche il marito di Stefania Signore e papà dei 2 bambini. I corpi della giovane mamma e del bimbo di 7 anni, lo ricordiamo, sono stati trovati in questa zona tra San Pietro a Maida e San Pietro Lametino, a circa 1,5 chilometri dall'auto che quella sera Stefania decise di lasciare per cercare di mettersi in salvo. Ancora nessuna traccia invece del bimbo di 2 anni. La Presidente del Senato ascolta con attenzione le parole dei soccorritori, poi parlando con i giornalisti dice basta parlare di emergenza. Sono qui proprio intanto per portare la vicinanza delle istituzioni a questa terra così martoriata e poi anche per dire basta a queste tragedie, al ripetersi di queste tragedie. Non possiamo più ammettere di poter piangere i morti oppure di poter verificare situazioni ambientali di questo tipo. Occorre oggi un'azione forte da parte dello Stato e per questo la Regione Calabria ha già indetto una situazione di emergenza, che è un concetto che ci sta dal punto di vista tecnico, giuridico, ma qui ormai di emergenza non possiamo più parlare. E la Presidente Casellati fa riferimento alle ultime statistiche che ci danno negli ultimi 18 anni 36 alluvioni contro le 34 degli ultimi 50 anni. Qui ormai c'è un pericolo costante ed allora occorre che lo Stato metta in atto tutte le misure che sono necessarie per verificare, monitorare tutto questo sistema anche ambientale ma anche di carattere idrogeologico, nel senso che un monitoraggio va fatto
in presenza di quelle che ormai sono tragedie ripetute. Il pericolo è costante, di fronte a questo non possiamo più stare a guardare. Serve uno Stato che sostenga gli enti locali, lo hanno ribadito al Presidente del Senato il Governatore Mario Oliverio e il Presidente della Provincia di Catanzaro Enzo Bruno, che hanno accolto la senatrice alla Lamezia Terme, la Casellati in Calabria, dopo la tragedia della madre e dei suoi bambini a causa del maltempo. Vediamo. Lo Stato deve sostenere gli enti locali, servono risposte concrete nella prossima legge finanziaria. Queste in sostanza le richieste avanzate dal governatore Mario Oliverio al Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha accolto all'aeroporto di Lamezia assieme al prefetto di Catanzaro e ai rappresentanti delle forze dell'ordine, accompagnandola poi nei luoghi in cui si è consumata la tragedia di una mamma e dei suoi figli. La fragilità del territorio calabrese e gli interventi necessari affinché tragedie simili non si ripetano più sono stati i capisaldi che ha sottolineato il governatore, che attende risposte per lo stato di calamità richiesto nelle ore successive all'evento calamitoso. Le province sono state private di risorse, malgrado siano state lasciate a loro le competenze. È necessario che nella legge finanziaria si assuma questo problema della Calabria con apposite appostazioni di risorse in varie direzioni, a partire, ripeto, dalla necessaria manutenzione del territorio, della viabilità e delle infrastrutture viarie. Per il resto siamo in campo per far fronte all'emergenza, stiamo per fare una riunione della Giunta regionale per formalizzare con un atto deliberativo la richiesta dello stato di calamità e anche per fare una prima ricognizione della condizione del territorio calabrese. E sulla competenza delle province a cui sono affidati chilometri di strade e scuole si è soffermato anche il Presidente Bruno, che ha spiegato alla senatrice le difficoltà e le incongruenze a cui quotidianamente sono costretti a far fronte pur non avendo le risorse adeguate. Strade e scuole significa in sostanza la sicurezza della Calabria, perché significa 9.000 km di strada e centinaia di istituti scolastici. Se non ci danno i soldi non siamo nelle condizioni di garantire l'ordinaria manutenzione. Quindi rispetto a questo io ho chiesto al Presidente del Senato di intervenire sul Governo affinché nel prossimo decreto sulla sicurezza che stanno varando per Genova inseriscano le risorse per quanto riguarda le province calabresi. E c'è ancora paura per strade allagate in Calabria e faremo vedere tra pochissimo quello che accade a Botricello. Intanto la giunta regionale, lo avete sentito, l'ha annunciato già stamattina il Presidente Oliverio, nel pomeriggio la formalizzazione, quindi la deliberazione da parte della giunta regionale della richiesta al governo per riconoscere lo stato di calamità naturale alla nostra terra. Vediamo. L'acqua ha coperto le colture, siamo a Botricello dove le strade si sono trasformate in fiumi, l'onda minacciosa, ingrossata, allagata la zona industriale, il cavalcavia e lo stesso corso d'acqua sono sorvegliati speciali, il maltempo continua a fare danni in Calabria, intanto sono rientrate nelle loro abitazioni le famiglie che erano state evacuate in varie zone della regione per le esondazioni di alcune fiumare e torrenti e per le frane provocate in più punti dalle forti piogge nei giorni scorsi. In particolare, lo ricordiamo, 500 persone erano state sgomberate nel Crotonese e in diversi centri della fascia ionica del Catanzarese. Nel pomeriggio, infine, la giunta regionale che si è riunita a Germaneto ha deliberato la richiesta al governo centrale dello stato di calamità naturale. Situazione critica nel Vibonese, Polia, il centro più colpito. Vediamo.
Smottamenti un po' ovunque, frane sparse in diverse aree, case distrutte, territori martoriati, strade impraticabili. La conta dei danni è quasi inestimabile e gli enti locali si trovano ancora una volta ad affrontare le emergenze del territorio. Adesso che la pioggia ha smesso di cadere ed un timido sole si è riaffacciato, si prova a fare il punto della situazione dei gravi danni che anche nelle zone delle serre, delle preserre e del Vibonese sono ingenti, con intere zone che rimangono ancora isolate. Soprattutto ci si è rimboccate le maniche e ci si è attivati per ridare un minimo di normalità ad una situazione che rimane fortemente critica. È scattata la solidarietà e tutti con grande spirito di servizio si sono messi in azione. Oltre all'area di Monterosso e Polia, l'altra zona particolarmente colpita nel Vibonese è quella di Pizzoni, dove la situazione è apparsa sin dal primo istante critica. E proprio a Pizzoni abbiamo raccolto il lavoro che ormai da 2 giorni si sta facendo senza sosta. Significativo l'impegno del personale del Consorzio di Bonifica Tirreno Vibonese, che pur non essendo in servizio sabato e domenica si è reso disponibile ad intervenire in forma di volontariato, chiedendo al presidente Mimmo Piccione di potersi attivare anche solo a titolo personale. Da questa mattina invece, per tutto il tempo che sarà necessario, la squadra del Consorzio di Bonifica si è attivata ufficialmente sotto la guida del direttore dei lavori Pasquale Nardo, con gli operai idraulici forestali che prestano servizio nel cantiere di Pizzoni. Gli stessi da oggi sono a disposizione del Comune, perché l'altro aspetto che non deve essere trascurato in questa situazione di emergenza è legato al fatto che tutte le attività di ripristino e di manutenzione, per quanto urgenti, devono fare i conti con le condizioni economiche di dissesto in cui si trova la gran parte di questi comuni. Da qui la necessità di un aiuto perché non siano abbandonate queste piccole comunità che vivono già condizioni di difficoltà sotto tutti i punti di vista. A Riace, adesso il caso Riace, c'è una nota della Giunta dell'Associazione Nazionale Magistrati di Reggio Calabria che esprime preoccupazione per il clima che si è creato attorno alla vicenda giudiziaria relativa al sindaco di Riace, Domenico Lucano. I magistrati, lo si rammenta in questa nota, sono soggetti soltanto alla legge, non agiscono per fini politici ma nel solco della Costituzione che assegna loro il compito e il dovere di svolgere, in ossequio al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, indagini e accertamenti nei confronti di tutti, senza distinzione di sesso, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali, fermo restando il diritto di critica nei confronti di ogni provvedimento giudiziario. Occorre tuttavia ribadire che i processi si celebrano nelle aule di tribunale ove si conclude. Il nostro ordinamento garantisce parità di diritti tra accusa e difesa e in cui nessun cittadino è colpevole sino a sentenza definitiva. Arrende perché stamattina è stato intitolato nel 50° anniversario della legge istitutiva dell'Università della Calabria il ponte sulla SS 19 bis al primo rettore dell'Unical, Beniamino Andreatta, alla presenza dei familiari dell'onorevole Enrico Letta e dell'assessore regionale Maria Francesca Corigliano. Un'intitolazione fortemente voluta dall'Associazione Amici dell'Università della Calabria che la scorsa estate aveva avviato le procedure burocratiche. Vediamo. Oggi il ponte di Campagnano sulla strada statale 19 bis si chiamerà Ponte Beniamino Andreatta, intitolato alla figura del primo rettore dell'Università della Calabria nel 50° anniversario della legge istitutiva dell'Unical. I due comuni di Rende e Cosenza hanno così inaugurato un servizio viario di collegamento comune che ne fa uno strumento di partenza per la definizione di un progetto di ulteriori servizi nell'ottica della costruzione della città unica o della Grande Cosenza, insieme ai comuni di Castrolibero, Montaltofughe e altri attigui a questi territori. Era doveroso questo atto questa testimonianza davvero di grande vicinanza ad una personalità estremamente importante per tutta la Calabria. Con il comune di Rende abbiamo deciso di intitolare a Nino Andreatta questo ponte, che è il ponte di congiungimento fra Cosenza e Rende. E il ponte ha un senso sempre di unità che ha un significato simbolico molto forte. Per noi è un onore e un segnale verso l'importanza che l'università ha avuto in un'intera area urbana, quindi speriamo che sia un ponte
politico, un ponte di cultura, un ponte che rappresenta soprattutto l'unione. Alla presenza della signora Giana Petronio Andreatta, della figlia Eleonora, dell'onorevole Enrico Letta, il sindaco di Rende Marcello Manna e il vice sindaco di Cosenza Iole Santelli, con il presidente della provincia di Cosenza Franco Iacucci, nel decennale della scomparsa del primo rettore, hanno presenziato alla cerimonia. La targa è stata benedetta dal vicario episcopale Don Giacomo Tuoto. Alla cerimonia autorità militari e civili del territorio che hanno assistito con curiosità ed interesse all'importante intitolazione. Sono emozionata e sono anche molto grata al Comune di Rende, al Comune di Cosenza e all'Università che hanno voluto dimostrare la propria gratitudine verso mio padre con l'attribuzione del nome di mio padre a questo ponte che unisce i due comuni. E in questo modo proprio si celebra quello che è stata la grandissima impresa della nascita dell'Università della Calabria, un'impresa che proprio nel pensiero di mio padre poteva portare un miglioramento dell'economia e della società qui al sud. Lui appunto era un uomo del nord, ma è sempre stato convinto del fatto che l'Italia sarebbe decollata soltanto se anche il Mezzogiorno avesse avuto un coerente sviluppo. Tragico incidente stradale sulla SS 107, a perdere la vita un 56enne di Spezzano della Sila. Vediamo. La strada di sempre, quella che conosceva bene, la stessa percorsa milioni di volte, è stato proprio quel pezzo d'asfalto che considerava familiare a tradirlo. Un attimo l'auto che sbanda e finisce violentemente contro il guardrail. Un secondo fatale, è finita così a un passo da casa. Abitava a Spezzano della Sila. La vita di Umberto Carrieri, 56 anni, operaio forestale. L'incidente stradale sulla Silana Crotonese all'altezza di Celico. D'un tratto lo schianto, il boato, il silenzio della morte. Il primo pomeriggio di inizio settimana, l'ultimo dell'esistenza, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare l'uomo dalle lamiere della Fiat Punto su cui l'uomo viaggiava. Allertati i soccorsi, ma ai medici del 118 non è rimasto che constatare il decesso. Sul posto gli uomini della polizia stradale, a cui toccherà ricostruire la dinamica di quanto accaduto, cause in corso d'accertamento e la prassi in questo momento di dolore in cui soprattutto i familiari sconvolti da una morte improvvisa vorrebbero dare un senso al dramma, alle domande che si ritrovano ad affrontare. Sul fronte della cronaca la circolazione è tornata a regolare. In un'abitazione di Spezzano della Sila una moglie piange il marito, i figli, il padre. A Cosenza il comitato Prendo Casa ha occupato simbolicamente l'ex Hotel Jolly per sensibilizzare, dicono, al problema abitativo che si registra in città. Vediamo. Stamattina abbiamo occupato l'ex Hotel Jolly, è un luogo simbolo della città, visto anche l'accordo che c'è stato sulla metro, perché in qualche modo vogliamo che la politica, come si accorda sulle grandi opere, debba trovare delle soluzioni giuste a chi vive le emergenze sociali in questa città. Sappiamo che da qui a qualche settimana avverranno gli sgombri di 2 occupazioni abitative nostre di Prendo Casa. Chiediamo che la politica si sieda intorno a un tavolo e trovi delle soluzioni reali a questo problema. D'altronde sulla metro hanno trovato l'accordo, potranno trovarlo anche per risolvere i problemi sociali di questa città, che sono enormi, e tanti cosentini e cosentine vivono una precarietà quotidiana enorme che ha bisogno di risposte concrete da parte della politica. Noi non andremo via da qua fino a quando non ci sarà l'apertura di un tavolo fra prefettura, comune e regione, che si siedano per trovare una soluzione dignitosa alle 100 persone che vivono in questo momento negli stabili di Via Savoia e dell'Hotel Centrale. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Ammontano a 100 milioni di euro i danni per l'agricoltura causati dal maltempo che ha messo in ginocchio nei giorni scorsi la Calabria. Coldiretti chiede alla Regione di attivare un bando sulla misura 5 del piano di sviluppo rurale per consentire a chi ha subito danni strutturali di eseguire l'istruttoria.
Arrestato dai carabinieri a Cosenza un pusher di 25 anni. In casa i militari hanno trovato una pistola e un impianto con radioscanner e sistema di videosorveglianza. Nel corso della perquisizione domiciliare è ritrovato un bilancino di precisione oltre a cocaina e marijuana. Un detenuto recluso nel circuito dell'alta sicurezza della casa circondariale di Cosenza ha aggredito un assistente capo della polizia penitenziaria che ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale cittadino. E quanto denuncia il SAP, l'episodio è avvenuto al rientro del detenuto in sezione dopo che era stato sottoposto a una visita medica. Avrebbe offeso gli alunni durante le ore di lezione. Un'insegnante è stata denunciata a Trebisacce nel Cosentino da 12 genitori. La segnalazione al garante dell'infanzia fatta dal sindaco della città ionica Antonio Marziale ha fissato per il prossimo 16 ottobre negli uffici del Consiglio regionale un'audizione con tutte le parti interessate alla vicenda al fine di fare piena luce su quanto accaduto. Lo spettacolo adesso, atmosfere brasiliane a Catanzaro con l'atteso concerto di Toquinho, l'omaggio dell'artista al suo paese natio, il Brasile, e a quello adottivo, cioè l'Italia. Vediamo. E sento cresce la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morire d'amore insieme a te. A questo punto stiamo tanto bene io e te. A Catanzaro uno straordinario appuntamento con la grande musica internazionale, il concerto di Toquinho al Politeama, spettacolo di punta del Festival d'autunno ispirato quest'anno all'Alma Brasileira. La voce inconfondibile di Toquinho e quel tocco unico sulla chitarra rappresentano forse l'espressione più vera della storia musicale del Brasile. E Greta Panettiere, eclettica cantante italiana dall'anima brasiliana, ad aprire il concerto. Poi l'omaggio di Toquinho al suo paese nativo, il Brasile, e a quello adottivo, l'Italia. Stare in Italia è una festa, per me è un regalo sempre, è uno dei paesi che più mi piace realmente, ho un'identificazione molto grande con il popolo, con gli abiti, la cultura, da mangiare, da bere, gli amari dopo tutto, finisce sempre di una forma dolce e amara, però è un po' la vita. E il cielo sta a guardare, il cielo è sempre blu, c'è un aereo lassù in alto dove l'aereo scende giù, c'è chi a terra lo saluta con la mano, va piano piano fuori dal mare, chissà dove va. Ora l'ampia pagina sportiva del lunedì, vediamo. Troppo poco per vincere, ma quasi necessario per non perdere. Il Crotone esce sconfitto dal confronto della favorita, rilanciando le ambizioni del Palermo e frenando ancora una volta la propria rincorsa alle prime della classe. La squadra di Stroppa non demerita al cospetto dei rosanero alla prima uscita con Stelloni in panchina, ma viene punita in una delle rare occasioni capitate in una gara senza tante emozioni e condizionata dalla paura di perdere di entrambe le squadre, quasi annullate dai timori e dall'estrema concentrazione delle difese. I rossoblù giocano bene, ma la manovra ispirata da Barberis al rientro in campo e Benali non produce nitide occasioni da gol. L'unica, chiara, arriva a fine primo tempo, ma è per il Palermo che con Nestorowski impegna Cordaz reattivo sul colpo di testa della punta macedone. La ripresa non si discosta dal copione, il Crotone senza Nalini infortunato e ancora meno pericoloso, il Palermo si affida alle invenzioni di Nestorowski, controlla le ripartenze degli ospiti, l'ultima firma di Simi che arrivato in area prova la conclusione ignorando Firenze in posizione privilegiata e punge nel finale in modo letale. Il tiro del capitano rosanero non sembra irresistibile, ma la deviazione di Marchizza gela Cordaz che incassa la rete del successo siciliano. È una beffa, sì, come poi diciamo che in ogni errore noi stiamo pagando a caro prezzo nelle ultime partite soprattutto. Mi piace l'atteggiamento perché comunque devo trovare qualcosa di positivo e la prestazione di venerdì scorso in uno in meno, quindi in inferiorità numerica per tutta la partita è stata straordinaria. E oggi sapevamo che chiaramente col cambio di allenatore, con una reazione nervosa, il Palermo poteva eventualmente avere una capacità di tenere il campo magari diversa rispetto a come teneva prima,
non abbiamo sofferto, perlomeno siamo riusciti a fare un'ottima fase difensiva senza concedere niente e ripeto, il secondo tempo stava andando come poi l'avevamo preparata. Minuti finali fatali per il Crotone. Sabato invece era toccato al Cosenza, proprio da un passo dal triplice fischio, dare un senso diverso alla trasferta di Carpi, che rischiava di diventare teatro dell'ennesima beffa stagionale. Il gol di Pasciuti, l'unico acuto degli emiliani in una gara che il Cosenza ha dominato graziando a più riprese l'avversario. Basti pensare al tapin mancato da Di Piazza, ignorato dalle sintesi, o al calcio di punizione di Dorazio svetato da Colombi. Un assedio, quello del rossoblu di Braglia al Cabassi, la voglia di vincere dei lupi, troppo spesso mortificata da errori e sfortuna, prima o poi verrà soddisfatta. Sarà stato il cambio del modulo o lo spessore degli avversari. Certo è che il Cosenza visto a Carpi è apparso più propositivo e capace di ottimizzare la fase offensiva, risultando più incisivo. Dopo la sosta sarà il Foggia a mettere alla prova i progressi all'11 di Braglia, un test impegnativo per una squadra che adesso vuole conquistare Marulla. In Serie C, sfumato per il momento il derby tra Catanzaro e Regina, è stato un turno negativo per le calabresi. A Castellammare di Stabia la differenza l'hanno fatta gli oro gol di Carlini e Calò. Il primo ha superato Savelloni con una parabola velenosa. Il secondo, dopo il momentaneo pareggio firmato da Vivacqua su asti del solito Rossini, con un gol da Cineteca trovato direttamente dal corner. Al Massimino non ha avuto vita facile da Vibonese, dopo il vantaggio firmato da Biaggianti, bravo a girare di testa un calcio d'angolo di Lodi, la reazione dei rossoblù che hanno sfiorato il pareggio con Silvestri prima e poi sull'azione innescata dal calcio di punizione di Scacca Barozzi. Poi nella ripresa il rigore conquistato da Mannè e trasformato da Lodi e il gol di Aia per il 3-0 definitivo. E domani si torna in campo per la sfida di Coppa Italia di Serie C di fronte il Catanzaro e il Rende che si giocheranno il passaggio del turno. I giallorossi reduci dal rinvio in campionato mentre il Rende dalla sconfitta di Castellammare. Vediamo. Con la testa alla Coppa o quasi, il tecnico Auteri alla vigilia della sfida, in programma domani pomeriggio con il Rende, fa un bilancio del campionato fin qui disputato dal Catanzaro, dopo il rinvio del derby con la Regina per il maltempo che ha colpito la nostra regione. Qualche punticino perso per strada, ma il tecnico non fa drammi, c'è ancora tempo e voglia per riprendersi. Di certo noi in quelle due partite non abbiamo fatto brutte partite, avremmo meritato di raccogliere molto di più di quello che abbiamo in realtà raccolto. Però per quello che mi riguarda, continuando, questo è il mio pensiero, continuando a giocare come abbiamo fatto anche in quelle due partite, anzi migliorandoci ulteriormente, è chiaro che partite così non è che le puoi perdere sempre, quindi da questo punto di vista secondo me sono anche degli episodi frutto anche di circostanze. La sfida con il Rende in campionato ha riservato un amaro risveglio e il mister non vuole altre sorprese, si punta al passaggio del turno, anche se si sa nei derby nulla è scontato. Domani è gara di Coppa Italia, che per noi significa passare il turno, senza tanti giri di parole, non è che le partite di Coppa Italia non sono impegni consistenti oppure di sottovaluto. Per noi l'obiettivo è quello di passare il turno, così come lo sarà per il Rende, per chiunque. Poi giocherà chi ha giocato un pochino meno, nel senso che ha avuto meno opportunità di giocare, per cui questa è un'opportunità che va colta. Faremo tutto come si deve, preparando la partita, lo abbiamo già fatto, nei giorni precedenti continueremo a farla oggi, ma l'obiettivo è quello di passare il turno. Indipendentemente da chi giocherà, l'ho detto, ci sarà sicuramente una alternanza naturale fra quelli che hanno avuto meno opportunità e domani avranno un'opportunità importante. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Sarà un inizio di settimana all'insegna della variabilità sulla Calabria. Infatti la nostra regione si troverà ai margini occidentali di un vasto campo anticiclonico, presente sull'Europa orientale. Nel frattempo sull'Europa occidentale la discesa di una seccatura tra la Spagna e la Francia favorirà il richiamo di venti di scirocco sulla Calabria e oltre a causare un aumento delle temperature favorirà l'arrivo di nubi medio-alte. Martedì al mattino in generale condizioni di poco, parzialmente nuvoloso con possibili piogge sui versanti ionici, cosentini e crotonesi. Nel corso della giornata aumenta la nuvolosità sui rilievi con possibili piogge localmente anche a carattere di rovescio, su Pollino, Altipiano Silano, Reventino, Serra Vibonese e Aspramonte, con possibili sconfinamenti sulla Valle del Crati, Lametino, Presila Catanzarese e area urbana catanzarese. Temperature stazionarie sempre leggermente al di sopra delle medie stagionali. Adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Martedì
mare generalmente poco mossi, con vento a regime sul Mar Tirreno e debole di direzione settentrionale sul Mar Ionio. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava e messo in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.